però torna il sole, gloria a Dio che bello. Prima dall'aria e poi cosa. In Matteo capitolo 14 leggeremo dal verso 22 fino al verso 36. Matteo capitolo 14 dal verso 22 al verso 36. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Avete trovato? Posso leggere? Volete alzarvi in piedi? Amen. Anche se siamo pochi, onoriamo la parola di Dio, Lui è qui presente. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca l'adorarono dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Passati all'altra riva vennero nel paese di Gennesaret e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Amen. Amen. Alleluia, amen. Accomodatevi pure, gloria al Signore. Viene spontaneo dire gloria a Dio, viene proprio spontaneo. Alleluia. E dopo aver moltiplicato i pani e i pesci, Gesù, leggiamo, obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Gesù obbligò i suoi discepoli a fare qualcosa che magari non volevano fare, forse chissà volevano aspettare con lui per salutare tutta la folla che era stata sfamata. Gesù non lo ha permesso. Sapete perché? Mi sono dato una risposta. Perché il Signore, al Signore spetta la gloria. Amen. Fosse stato dei discepoli, quella folla sarebbe rimasta senza mangiare. Però è il Signore che ha provveduto, ha fatto il miracolo. E quindi Gesù dice: adesso voi andate all'altra riva, precedetevi, vi ha obbligati, andate, dà come un ordine. E credo anche che il Signore, Gesù, in quanto onnisciente, perché è Dio, sapeva che i discepoli avrebbero affrontato durante la notte quella tempesta, lo sapevano. Ma certe cose il Signore le permette e quasi ci obbliga a viverle, perché mediante le esperienze possiamo imparare a conoscerlo di più. Amen. Amen. Ora quei discepoli dovevano essere preparati, perché il Signore doveva morire, risuscitare, tornare dal Padre, ma l'opera che aveva iniziato Lui
dovevo continuare. È vero? E l'opera che lui ha affidato ai suoi discepoli è l'opera che lui ha iniziato e che ancora oggi c'è nella Chiesa, l'evangelizzazione, la proclamazione dell'Evangelo. Quindi quei discepoli dovevano essere preparati. Ed ecco che Gesù li prepara, li obbligò a salire sulla barca, a precederlo sull'altra riva. Sapeva il Signore che avrebbero avuto bisogno, perché nella tempesta c'è paura, e sapeva che il Signore doveva impartire una lezione ai suoi discepoli. E gloria a Dio, perché abbiamo sempre da imparare. Pensate, erano con Gesù notte e giorno, condividevano tante cose con Gesù, il tempo, condividevano la predicazione, condividevano i miracoli che Gesù faceva, erano lì presenti, ma c'era sempre un dubbio nella loro vita. E con questa esperienza, questo dubbio, non dico proprio che viene sconfitto, perché poi in altre circostanze dimostrano sempre la loro umanità, ma quantomeno quel dubbio che loro hanno subisce veramente un attacco forte da parte del Signore. Mentre navigano, erano pescatori la maggior parte, mentre navigano, ecco che c'è questa violenta tempesta, già la barca era lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario, ma alla quarta vigilia della notte, corrisponde circa alle 3 del mattino, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Ecco, Gesù li raggiunge, non li raggiunge su una barca e si mette a remare, ma li raggiunge con la sua potenza, con la sua gloria, li meraviglia. Molti hanno paura. Io avrei avuto anche paura di notte, immagino un uomo che si avvicina e cammina sul mare, io avrei anch'io paura, ma gloria a Dio, il Signore è soprannaturale, il Signore è il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Creatore, Lui è il legislatore delle leggi anche fisiche, e Lui che ha creato ogni cosa. Quindi questo camminare sul mare ci fa comprendere come il Signore è al di sopra di tutte le cose. Amen? Lui è il sovrano e ancora oggi Egli è il Re dei Re. Amen? Alleluia. Certamente i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e per la paura si misero a gridare. Però il Signore li incoraggia, dicendo cosa? Semplici parole: coraggio, sono io, sono il Maestro, non abbiate paura. Gloria al Signore. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E Gesù gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ora notiamo una fede iniziale da parte di Pietro che lo porta anche lui a fare qualcosa di soprannaturale. Come Gesù, anche lui cammina sulle acque. Ha avuto inizialmente una fede che lo ha portato di slancio, ecco, a dire al Signore: Signore, se sei tu, fa che anch'io possa camminare come te sull'acqua. Vieni. E così è stato. Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma, vedendo il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare. Vedete? Sì, aveva una fede iniziale, però il suo sguardo non era completamente rivolto verso il Maestro, fu attratto per paura, per debolezza umana, non so per cosa, fu attratto a vedere tutto ciò che lo circondava. E quello che lo circondava non era nulla di positivo, erano tempeste, mare agitato. Ebbe paura, dice: ma io come faccio a stare qui sull'acqua? Ecco che quella fede iniziale che aveva vacilla, e come vacilla la fede, vacilla anche lui, inizia a affondare. Poi cosa fa? Grida al Signore, grida al Signore dicendo:
Signore, salvami. È una preghiera, è una richiesta, una preghiera, una richiesta di aiuto. È la richiesta più breve che c'è nella Bibbia. La preghiera forse più breve, sicuramente. Signore, salvami. Signore, aiutami. Che non occorrono tante parole per convincere il Signore ad aiutarci. Signore sa, occorre solo un cuore che si sappia affidare a questo Signore. Amen. Che non vediamo con gli occhi, ma sappiamo che c'è. Amen. Alleluia. Quindi è anche così nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana. Le tempeste ci sono, vero? E a volte il Signore ci obbliga a vivere queste tempeste, ad affrontarle, e ci chiama ad avere coraggio, e molte volte dimostriamo di non avere coraggio. Seppure abbiamo una fede iniziale per partire, forse saremo pure pronti per partire, ma quando siamo nel mezzo proprio del vortice della prova, ci manca quella fede ancora che ci fa fare un altro slancio, no? Quello di andare veramente con fiducia verso il Signore. Alleluia. Bene, il Signore risponde a questa preghiera, Signore salvami. Subito, stesa la mano, lo afferrò. Lo afferra, il Signore stende la mano e lo afferra. E io credo che ancora oggi il Signore voglia stendere la sua mano verso ognuno che grida a Lui, vero? Verso chi è nel bisogno, verso chi è nella sofferenza. Grida al Signore. Molte volte mi sono trovato a dire a qualcuno che era magari nella malattia, nella sofferenza, mi guardava come dire aiutami, io non posso aiutarti, ma posso solo dirti grida al Signore, Lui può aiutarti. Grida al Signore, cerca il Signore. Alleluia. Non posso dimenticare anche un'esperienza fatta da ragazzo. Il mio pastore mi disse di andare a fare visita a una vecchietta che stava per morire, era la nonna di una sorella, e questa donna da giovane faceva la chiromante, insomma, faceva la tormentata, però ci andavo, facevo la preghiera, pregavamo, trovava pace questa donna, mi guardava come se volesse qualcosa da me, e dicevo sempre cerca il Signore vuole salvarti, non ricordare il passato, cerca il Signore, c'è una porta che il Signore vuole aprire per te, la porta dell'eternità, la porta della salvezza. Grida al Signore, dillo con me, Signore salvami. Questa donna ripeteva, Signore salvami. Gloria a Dio. Poi il Signore l'ha chiamata, mi ricordo la sorella, la nipote diceva, mia nonna è andata con il Signore. Io credo per fede che è andata con il Signore, perché ha quel grido d'aiuto che io ho ascoltato, Signore salvami, in punto di morte, ci voleva poco per morire, Signore salvami, e non l'ho ascoltato io solo, ero lì con lei, gli tenevo la mano, ma l'ha ascoltato anche il Signore salvami. Il Signore vuole salvare, amen. Amen. Alleluia. Ed ecco che il Signore stesa la sua mano, lo afferrò, però gli dice qualcosa, lo chiama uomo di poca fede, non gli dice non hai avuto fede, gli dice uomo di poca fede, la tua poca fede ti aveva portato a camminare con me, come me, con me sul mare, è qualcosa di straordinario, solo non hai continuato con quella poca fede, ma la tua poca fede è vacillata, ed ecco, hai dubitato. Poi salirono tutti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono. Ma come erano discepoli di Gesù? Lo seguivano sempre. Non avevano mai avuto occasione di adorare il Signore. Io credo che in quel momento adorarono Gesù come mai lo avevano fatto. In quel momento adorarono il Signore. Non potevano che dire veramente, tu sei il Figlio di Dio. Gloria al Signore. Vedete, certe cose ci portano poi a glorificare il Signore, certe cose difficili, certe prove, certe tempeste della vita ci porteranno poi
e dico grazie a Dio. Se il risultato è questo, grazie Signore, tutto ciò che tu permetti è buono. Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo. Lui sa sempre quello che fa, perché tutto è nelle sue mani. Gesù ha sempre il controllo di ogni cosa, e quindi sapeva il Signore che i discepoli avevano bisogno di vivere quel contesto, quella tempesta. Anche Pietro aveva bisogno di sperimentare la potenza della fede, perché con poca fede ha avuto quello slancio, quel coraggio di dire a Gesù: fammi camminare come te sul mare, e ci è riuscito. Alleluia. Solo che la fede vacilla, la fede può vacillare. Ricordiamoci che il Signore può sostenere la nostra fede, non dubitiamo. Il dubbio fa parte dell'uomo, l'uomo è dubbioso, ha bisogno di toccare, di vedere, e il Signore ci chiama invece a vivere per fede, a vincere questo livello, superare questo livello di materialismo, possiamo dire materialismo, cose materiali. Se non tocco, se non vedo, come Tommaso, no? Guarda che abbiamo visto il maestro è stato qui e io non c'ero. Guarda, se io non tocco, non metto le mie mani sulle ferite, sul suo costato, io non credo che sia stato lui. Ma guarda che abbiamo visto Gesù, no? Non ci credo. E poi invece Gesù è apparso, e lo chiama: mi toccami. Gloria al Signore. Ora non vogliamo essere come Tommaso, alleluia, vogliamo essere di quei discepoli che per fede sanno affrontare ogni circostanza. Amen. Alleluia. E veramente come discepoli, dopo le prove, dopo la tempesta, possiamo dire veramente: Signore, tu sei il Figlio di Dio. Alleluia. Passati all'altra riva, finalmente giunsero lì alla meta dove che si erano prefissati, giunsero all'altra riva, vennero nel paese di Gennesaret, e anche lì c'era un grande bisogno, tanti ammalati. Alleluia. Molta gente, saputolo, diffonde la notizia: c'è Gesù, c'è Gesù. Ecco, c'è salvezza. Pensate agli ammalati destinati a morire. C'è Gesù. A questo messaggio c'è Gesù. Speranza, andiamo da Lui. Amen. Alleluia. Pieni di ammalati. C'era tanti ammalati in questo Gennesaret. Gloria al Signore. E Gesù cosa fa? Guarisce. Amen. Lo pregavano che lasciasse loro almeno toccare il lembo della sua veste. Tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Toccare il lembo della veste di Gesù. Avevano questa fede: lasciaci toccare almeno il lembo della tua veste. Tanto era quello che credevano, cioè: Gesù, tu sei particolare, tu emani potenza, tu emani salvezza. Se noi ti tocchiamo, noi saremo salvi. Magari non puoi arrivare a tutti, Signore, ma lascia che noi arriviamo a te. Lasciaci almeno toccare il lembo della tua veste. E in questa mattina vogliamo dire: Signore, voglio toccare almeno il lembo della tua veste, per fede. Alleluia. So che il tuo nome è salvezza, la tua presenza produce calma, serenità. Quando Gesù salì sulla barca, tornò la calma. Amen. Gloria al Signore. La presenza del Signore fa la differenza. Gesù risolve ogni problema dell'uomo, sia da un punto di vista fisico che anche spirituale. E soprattutto, fratelli, Gesù è capace di far crescere la nostra fede, di renderla perfetta, perché Gesù è colui che crea la fede e la rende perfetta. Amen. Ora, in questo rendere perfetta la fede vuol dire che la fede iniziale non deve rimanere sempre allo stesso punto, deve crescere. Fa che la nostra fede aumenti, Signore. E se questo vuol dire obbligarci a salire sulla barca e a precederti sull'altra riva, siamo pronti, Signore. Se questo vuol dire affrontare la tempesta, siamo pronti, Signore, perché noi crediamo che tu ci verrai incontro camminando sul mare. Amen. Alleluia. Gloria al Signore.
Vogliamo ringraziare il nostro Signore adesso. Questa è una piccola riflessione, piccola meditazione, ma soprattutto è importante ciò che è il messaggio profondo della parola che ci lascia. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi.